il lunedì 30 di marzo, anticipandolo di un paio di giorni per non la coincidenza con le festività pasquali, faremo quella che io dico solita ormai, per me sarà la terza da quando sono qui, marcia e passeggiata nella Valle dei Templi nella giornata mondiale contro l'autismo. Allora, l'autismo, che non è una malattia, ma è, secondo una definizione, una neurodiversità, necessita prima di tutto di aumentare la sensibilizzazione della popolazione e la consapevolezza al fatto che gli obiettivi che dobbiamo avere sono quelli dell'inclusione dei soggetti che sono portatori di questa, che non dobbiamo chiamare patologia, ma appunto diversità, anche perché hanno delle abilità tante volte che sono anche superiori a quelle che può avere un soggetto che viene definito in maniera erronea normale. Quindi l'obiettivo che dobbiamo avere è quello di sensibilizzare la popolazione e soprattutto cercare di includere, ecco, la parola inclusione è la parola più importante in questa giornata, di includere tutti i soggetti portatori in un percorso di socializzazione, di possibilità di migliore comunicazione all'interno della nostra società e del vivere di tutti i giorni.